Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti sul lungomare o sull'arenile di Chiavari. L'Associazione Amatori Palio del Tigullio, in collaborazione con il Comune di Chiavari, con il Museo Marinaro Tomasino e Andreatta e in sinergia con gli altri comuni del Golfo del Tigullio e con la collaborazione soprattutto della direzione artistica di Barbara Possagnolo della Tigullio Wedding and Events, è lieta di presentarvi la rivocazione del primo Palio Marinaro del Tigullio che si svolse a Santa Margherita Ligure il 23 agosto 1936. Questa è la quarta rievocazione che viene ad effettuarsi dopo l'anniversario dell'80ennale che venne per l'appunto a ripetersi nella stessa sede di partenza, quella di Santa Margherita appunto, e si è svolta nel 2017 a Rapallo, nel 2018 a Zoagli, continuando il cammino da ponente a levante del Golfo del Tigullio. Quest'anno è Chiavari ad ospitarla. Assieme alla prova rievocativa, quest'oggi però Chiavari, con l'organizzazione a cura della Lega Navale Italiana, il tutto, andrà anche a proporre quella che è la finale dei gozzi in legno da 22 palmi per quanto riguarda la definizione del campionato 2019. Quindi, a succedere alla rievocazione storica, ci sarà la prova che vale l'assegnazione del 46esimo Palio Marinaro del Tigullio della nuova era, 60esimo complessivo. La rievocazione storica però non verte solo su una semplice gara mare-remiera, come quella alla quale assisterete successivamente, ma ha la particolarità di vivere soprattutto sull'ordine d'arrivo che verrà decretato dalla salita sul castello che è postato in spiaggia sul lato estremo di sinistra rispetto alla nostra postazione. I vogatori infatti degli equipaggi che daranno vita alla rivocazione, dopo aver percorso un 750 metri con un giro di boa, ultimeranno la prova di innanzi a noi. La prima barca che riuscirà a oltrepassare la linea ipoteca del traguardo avrà il beneficio di dare il via al proprio arrampicatore. Arrampicatori sono detti coloro i quali saranno velocissimi, si spera, pronti a partire e a issarsi sul castello per recuperare il vessillo e conquistare per loro il palio. Naturalmente è già accaduto che colui il quale è arrivato primo con la barca poi sia stato superato in fase di salita. Non è una cosa semplice, vengono dette scimmie questi giovani arrampicatori, ma è una denominazione storica, non l'abbiamo creata noi nel 2000, è stata proprio a suo tempo assegnata a colui il quale uscendo dalla barca saliva su questi castelli in arrampicata. Certo che rispetto al 1936 vi sono state delle modifiche per forza di cose, anche perché in quell'epoca, dal 1936 al 1939, poi il Palio Marinaro venne interrotto a causa del secondo conflitto mondiale, per poi riprendere negli anni 50 ancora con qualche edizione. Orbene, in quelle famose annate si usava uno scafo più grande, o per meglio dire più lungo, e quindi c'era all'interno di questi lo spazio per una figura esile che si sdraiava all'interno della stessa, la cosiddetta scimmia appunto, e al momento in cui la barca oltrepassava la linea di traguardo sgusciava fuori e andava in spiaggia fino sul pennone. Qui naturalmente, essendo le imbarcazioni un poco più corte rispetto a quelle originali, quelle erano da 26 palmi, quelle odierne sono da 22, la figura della scimmia è praticamente situata ferma in spiaggia, quindi nel momento in cui gli equipaggi arriveranno dopo il suonare della banda e lo sbandierare degli sbandieratori, ebbene gli equipaggi andranno a porsi, per quanto riguarda vogatori e timonieri, in barca, mentre i 5, che oggi saranno 5 imbarcazioni in acqua, i 5 arrampicatori si posizioneranno davanti a quello che sarà stato stabilito in sede di consiglio di regata come ordine di partenza. Saranno 5 gli scafi in lizza e poi andremo a presentare nel momento in cui sarà stato effettuato il sorteggio che verrà dato
come comunicato al termine del consiglio che verrà a effettuarsi quando tutti gli equipaggi saranno giunti con il corteo allegato qui davanti alla passeggiata mare. Ricordiamo altresì che successivamente, circa mezz'ora dopo, vi sarà la prova di finale di assegnazione del Palio Marinario del Tigullio 2019 e quella veramente vivrà un altro momento di grande intensità, non fosse altro perché sono davvero molti giovani su questi scafi e quindi daranno fondo alle proprie energie per cercare anche di fare bella figura davanti ai propri tifosi. Carolina Birindelli, Presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, a lei i ringraziamenti di rito. Sì, buongiorno a tutti, è una bellissima giornata, fa molto caldo, quindi grazie per essere qui. Ringrazio il gruppo Sbandieratore di Lavagna che ci accompagna ormai per il quarto anno in questa manifestazione. Grazie di cuore, perché le tradizioni comunque vanno valorizzate, vanno anche unite insieme a tutto il Tigullio. Faccio brevemente dei ringraziamenti perché qui attorno a me ci sono tantissime persone oggi che hanno partecipato e hanno voluto essere presenti nonostante le temperature. Partiamo dalla parte più anziana, se vogliamo dire, rappresentata dal Museo del Marinaro Tomasino Andreatta, nella persona del comandante Andreatta, che per noi è veramente una testimonianza importante della storia, del mare, del Tigullio, quindi lo ringrazio di cuore. Ringrazio di cuore Aldo Rosacuta, che poi stasera ne parleremo, è il vogatore più anziano sopravvissuto al Palio di Chiavari, quindi grazie Aldo perché alla tua età oggi sei qui e l'hai voluto fortemente, grazie. Parto da esterno, poi arriviamo a Chiavari che è protagonista, il comune di Santa Margherita, nella persona di Patrizia Marchesini, la dottoressa Marchesini, grazie, il comune di Rapallo con il consigliere Proietto, il comune di Lavagna finalmente, lo rivediamo qui con noi nella persona del dottor Mangiante, il sindaco, grazie, e del dottor Romanengo. Ringrazio la città di Sesti Levante con il dottor Batilana, rappresentanza del comune, e infine il grazie più grande di cuore da chiavarese al comune di Chiavari, al nostro sindaco che oggi voga e quindi lo lasciamo tranquillo, e alla vice sindaco Silvia Stanic. Evocazione sotto il punto di vista remiero, subito a partenza lanciata dell'arma in acqua numero 2, ovvero Chiavari, si è messo indirettamente a comandare le danze, Lavagna sta tenendo testa e dietro di loro nell'ordine al momento vediamo l'armo di San Michele che rappresenta Rapallo, poi Sesti Levante e Santa Margherita che prova a uscire subito dal guscio. La partenza sprint di Chiavari ha lasciato sul posto tutti e quattro i contendenti che non si attendevano tanta veemenza da parte della truppa di casa. Elisabetta Pellerano, la timoniera, ha subito sospinto i suoi vogatori nell'intento di prendere il margine di vantaggio tale da arrivare all'unico giro di boa con tranquillità. Chiavari, Lavagna, poi vediamo che prova ad emergere Santa Margherita in corsia più esterna, quindi il ritorno di Sesti Levante, scivola un attimino in quinta posizione l'armo di Rapallo, e ricordiamo San Michele di Pagana come barca e come equipaggio, ma rappresentano in toto il comune di appartenenza, cioè Rapallo. Ancora Chiavari che sta veramente tenendo duro l'attacco frontale dei cugini d'Oltrefiume, ovvero di Lavagna, che sta veramente rendendo la pariglia a Chiavari,
Chiavari, mentre Santa Margherita Ligure, attenzione perché in corsia più esterna sta veramente sornionamente proponendosi in tentativo, perché no, di arrivare in linea con Chiavari e Lavagna al momento della virata e poi, perché no, avvantaggiarsi dopo la medesima. Ancora al comando Chiavari, ma Lavagna sta intensificando la parata, ne deriva quindi che anche Chiavari deve mantenere alta per evitare i sorpassi addirittura di virata. Seguiamo anche Santa Margherita, poi l'ordine vede Sestevante e chiudere Rapallo San Michele. Ancora siamo prossimi al giro di boa, quindi attenzione, vediamo chi dei due riuscirà a impostarlo per prima, se Lavagna o Chiavari. Lavagna pare davvero essere riuscito nell'impresa di annullare totalmente il distacco, addirittura di porsi con la prua innanzi ai chiavaresi. Attendiamo però non tanto l'entrata, che comunque potrebbe essere privilegiata a favore di Lavagna, quanto l'abbandono della bandierina di competenza e la ripresa celere verso la linea dell'arrivo. Poi le scimmie saranno loro a dover saper praticare con altrettanta velocità lo scatto imperioso sulla propria pertica. Attenzione dunque al giro di boa, ci sono anche Santa Margherita, si è rifatta davvero prossima ai primi, e la Chiavari, la prua di Chiavari che riesce comunque a mantenersi avanti a quella di Lavagna, che è comunque distaccata di un quarto imbarcazione, non di più, a mezza imbarcazione di distacco. Santa Margherita poi rimonta in acqua numero 1 dell'equipaggio del San Michele, non aveva vissuto molto bene il primo tratto di mare, la formazione che rappresenta Rapallo, ancorché sia sullo scafo determinato e denominato come San Michele, è riuscita proprio addirittura di virata ad anticipare il Sestevante e quindi a scalzarlo dalla quarta posizione. Adesso tutti e 5 gli armi hanno ultimato la virata e questo è il momento focale, perché dovremo noi distinguere al momento del transito quale dei primi riuscirà ad anteporsi agli altri e soprattutto la quale scimmia sarà quella che dovrà scattare come un fulmine per cercare di conseguire il vessillo di appartenenza. Continua il duello serratissimo, ma anche Rapallo San Michele prova a inserirsi, ha perso terreno Sestevante, è il caso di rimarcarlo, è scivolato in quinta posizione, mentre Santa Margherita fatica perché effettivamente Chiavari e Lavagna stanno tenendo un ritmo forsennato, avrebbero potuto gareggiare tranquillamente nella prova dei 22 panni, quella che vale il titolo 2019, perché sono freschi come delle rose, nonostante abbiano più di 50 anni e come molti di loro, molti hanno anche più di 80 kg a carico, meno denti, meno capelli, ma come peso, caspita, ancora Chiavari, Lavagna e poi Santa Margherita che prova ad emergere, ancora Santa Margherita, i famosi equipaggio, quello storico di Santa Margherita, ancorché raffazzonato non è intero, quello dei famosi titoli anni 80-90, ma comunque sta cercando di rientrare, anche perché ricordiamo ancora una volta, non è detto che la scimmia appartenente all'equipaggio che transita per primo riesca poi ulteriormente a sorpassare tutti gli altri, potrebbe esserci un sorpasso proprio in dirittura di scimmia. Ancora abbiamo Chiavari, poi c'è Santa Margherita, attacco di Lavagna, Chiavari sta resistendo, ma c'è Santa Margherita Ligure che sta cercando. Ancora andiamo verso l'arrivo, cerchiamo di arrivare dove è la zona di arrivo per cercare di cogliere il momento del transito. C'è Chiavari con Lavagna, poi abbiamo anche Santa Margherita Ligure, attenzione, abbiamo Chiavari in vantaggio, attenzione alla scimmia che devono tenersi tutte pronte, la prima bandierina che viene passata è quella dell'armo di Chiavari, quindi Chiavari, poi Lavagna, poi vediamo, poi c'è Santa Margherita Ligure, poi c'è Rapallo San Michele e poi c'è Sestevante, e vediamo le scimmie come si sono subito immediatamente catapultate in alto da sinistra verso destra, ovviamente come l'ordine di partenza. Allora, l'ordine ufficiale, quindi non tanto l'ordine delle barche, ricordiamolo, ma l'ordine di arrampicata delle scimmie è il seguente: si aggiudica l'edizione 2019 della rivocazione storica del primo palio marinaro Chiavari, secondo Lavagna, terzo i ragazzi San Michele per Rapallo, quarto Sesti Levante, quinto Santa Margherita Ligure. Fermi tutti, attenzione, via!
È partita dunque la finale per quanto riguarda il Palio Marinaio del Tigullio edizione 2019 delle acque di Chiavari. Abbiamo in acqua 1 l'armo della compagnia Riviera Lavagnese, il timoniere Nicolò Roncisvalle, i vogatori Massimo Edera, Giorgio Forni, Emanuele Vaccarezza ed Emanuele Capuzzo. In acqua numero 2 Lega Navale Italiana di Chiavari con Susanna Nicolini al timone, Gabriele Solari, Daniele Gervasi, Marco Rocca, Francesco Ballardina ai remi. Proseguendo la corsia mediana l'armo della Lega Navale Italiana Sesti Levante, la timoniera Michel Ballisteri, i vogatori Edoardo Cascino, Domenico Ballotta, Filippo Franchini e Antonio Sanguinetti. Acqua numero 4 l'equipaggio della Lega Navale Italiana di Rapallo, Giada Leonardini al timone. Poi abbiamo 4 vogatori stranieri nell'ordine Lendi Bitiqui, Eno Limoni, Meritu Mazercu e Riger Spiloci. Infine acqua numero 5 la compagine del gruppo sportivo Agostino Motedo San Michele di Pagana con la timoniera Laura Floris, i vogatori Simone Alessio, Giacomo Capannelli, Matteo Colombini e Michele Bozzano. Questi dunque gli effettivi a bordo dei 5 scafi che si stanno dando battaglia per decidere il vincitore della 46esima edizione della nuova era, 60esima complessiva del Palio Marinaio del Tigullio. Ricordiamo che dopo le prove preparatorie l'armo di Sesti Levante ha beneficiato della prima posizione in virtù dei 15 punti conseguiti. Dietro di lui c'è l'armo del San Michele di Pagana che di punti ne ha 9. Quest'oggi vengono dati praticamente il doppio di punti assegnati nelle prove, quindi 10 al primo, 8 al secondo, 6 al terzo, 4 al quarto e 2 al quinto. Ne deriva quindi che l'armo di Sesti Levante non può ancora dormire sonni tranquilli, può permettersi il lusso però di arrivare terzo per rimanere vincitore. Certo è il fatto che la partenza è stata abbastanza veloce da parte sia dell'armo sestese ma anche di coloro i quali lo stanno fiancheggiando sia a destra che a sinistra, ed esattamente per quanto riguarda la sua sinistra l'armo del San Michele, mentre sulla sua destra si sta mettendo in mostra l'armo del Chiavari. Siamo prossimi al primo dei 3 giri di boa, 1500 metri, il percorso effettivo per quanto riguarda questa prova, ricordiamo con direzione arbitrale affidata alla signora Daniela Bravino e al signor Renato Calvo della sezione arbitrale di Genova, sotto l'egida della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, che è oggi qui presente anche nella persona del suo presidente federale Marco Menduni. Abbiamo avuto il primo giro di boa con Sesti Levante al comando, alle spalle del quale c'è San Michele, poi piccolo problema in uscita per quanto riguarda Rapallo, prova a recuperare, quindi abbiamo Chiavari e Lavagna a chiudere l'otto dei concorrenti. Risaliamo con purtroppo il sole che va a colpire lo specchio acqueo dove sono contenuti 5 scafi in mare e attendiamo che abbiano a tornare in zona d'ombra. Certo è il fatto che Sesti Levante ha cercato di imporsi subito al comando per evitare guai maggiori. San Michele tiene duro alle sue immediate spalle. La terza posizione appannaggio di Chiavari, ha perso contatto in acqua numero 4 l'armo di Rapallo che evidentemente non ha beneficiato di una buona virata. Il numero 1 chiude l'8 Rapallo, davanti a lui c'è ancora l'armo di Lavagna che prova a recuperare, perché no, sui cugini d'Oltrefiume. Dunque risaliamo la china, quinto Rapallo, quarto Lavagna, terzo Chiavari, secondo San Michele di Pagana, il primo Sesti Levante, con gli equipaggi che nitidamente tornano a noi in fronte, quindi potete meglio scorgere l'effettivo vantaggio che l'uno ha sull'altro. Sesti Levante ha pressappoco 3/4 di imbarcazione di vantaggio su San Michele, sul quale, attenzione, su San Michele che in corsia più esterna sta cercando di rinvenire Chiavari in corsia numero 2, quindi Chiavari sta cercando di emergere anche per non essere poi avvolto nel momento del giro di boa in mezzo ad altre imbarcazioni, quindi a fare un blocco completo. Cerca di uscire da Chiavari e sta rendendo la pariglia Lavagna in acqua 1, quindi si sta movimentando e ne abbindonde la compagine che sta capeggiando Sesti Levante di aumentare la palata perché alle sue spalle si sta movimentando la gara. Sesti Levante, poi abbiamo San Michele sul quale davvero sta ritornando l'armo del Chiavari. Quindi Lavagna è ancora in quinta posizione, permane Rapallo. Siamo ormai prossimi al secondo dei 3 giri di boa. L'armo in casacca biancorossa della Bimari, i corsari di Sesti Levante stanno capeggiando, sono consci di avere un San Michele molto molto celere alle sue spalle. Siamo vicini all'entrata di virata, attenzione, momento topico dove si possono acquisire o perdere secondi preziosi, a seconda non tanto della modalità di entrata quanto di quella di uscita. Stringe ma non troppo attorno alla bandierina Sesti Levante, così facendo evita di abbarbicarsi sulla medesima. Buona anche la virata di San Michele, entra in virata adesso Chiavari, vediamo che distacco tra San Michele e Chiavari, risicato, attenzione, San Michele in affanno, in uscita Chiavari prova a recuperare su San Michele. San Michele ha avuto qualche attimo di defiance al momento dell'uscita di virata 2, Chiavari è andato a sopravanzare San Michele. Chiavari ha tratto beneficio
della Defiance, partita dei biancoverdi del gruppo sportivo Agostino Moteto San Michele di Pagana, è andato a situarsi in seconda posizione. Alle loro spalle adesso c'è un nuovo movimento con Rapallo che permane in quinta posizione, Rapallo che cerca di non perdere di scia Lavagna da par suo è riuscito per un attimo, aveva cullato il sogno di parificarsi a Chiavari, ma al giro di bola abbiamo visto come Chiavari è stato davvero lesto a uscire, sospinto a Susanna Nicolini e complice l'errore commesso a San Michele a porsi innanzi adesso. Ancora naturalmente il percorso lungo, quindi tutto può ancora avvenire. Certo è il fatto che al comando è ancora saldamente la formazione della Lega Navale Italiana di Sestri Levante, alle spalle della quale c'è un mare mosso proprio a causa del vibrante ondeggiare dei remi e del Chiavari e del San Michele, il quale punto nell'orgoglio con la sua timoniera Laura Floris prova a recuperare la seconda posizione. Davvero un duello nel duello, quello per la seconda posizione, anche perché parrebbe che la prima Sestri Levante non voglia assolutamente mollarla. E nelle spalle di Chiavari San Michele c'è un Lavagna che mai domo con i suoi vecchietti in barca cerca ancora di essere protagonista e perché no ambire al podio. Attendiamo naturalmente il responso che deriverà dalla terza ed ultimo giro di bola prima di scatenare i giocatori tutti lo sforzo finale. Sestri Levante, poi il duello testa a testa San Michele di Pagana con Chiavari, quindi attendiamo il responso della viata per capire anche se San Michele sarà riuscito a tornare con la propria prura davanti a Chiavari o se invece i padroni di casa, coloro i quali hanno organizzato tutto diciamo il programma odierno di regate dalla rievocazione storica fino alla prova attuale, alla premiazione finale successiva, orbene vedremo se Chiavari sarà riuscito a mantenersi con la prura davanti a San Michele. Davvero questione di pochi attimi, ma ricordiamo che il giro di boa non si può assolutamente prendere sotto gamba o diciamo a remo leggero, perché poi si paga dazio come è capitato in precedenza a San Michele di Pagana. Giro di boa numero 3, al comando Lega Navale Italiana Sestri Levante, e attendiamo di distinguere ancora le prue che sono prossime a entrare in virata. Abbiamo sempre il malefico sole che invece di baciarci va a crearci problemi. La prua del San Michele davanti a quella di Chiavari, è davvero questione di centimetri, signore e signori, pochi centimetri, ma San Michele ha di nuovo la prua su Chiavari. Ma attenzione, perché non finisce qui, bisogna abbandonare le bandierine, bisogna ancora percorrere un tratto di mare che avvicinerà tutti i contendenti alla conclusione della prova e anche a conoscere i vincitori del Palio Manario edizione 2019, ma non solo, anche giustamente le posizioni di podio e non solo retrostanti. Sestri Levante, San Michele, Chiavari, Lavagna e Rapallo, posizioni mutate per quanto riguarda le ultime due piazze in concorso. D'altronde Lavagna aveva provato, aveva cullato sogni di gloria, poi però Chiavari ha incentivato la palata e Lavagna ha un po' mollato. Certo è il fatto che però Lavagna non vuole farsi rimontare da coloro i quali sono dietro di loro, cioè Rapallo, e quindi cerca di mantenere ancora un po' il ritmo a mezza botta, diciamo così, se non elevatissimo. Noi torniamo avanti perché dove non finisce la gara è soprattutto per la piazza d'onore. Sestri Levante può, da par suo, i giocatori possono controllare visivamente cosa avviene alle loro spalle. La timoniera Michelle Ballisteri, davvero impeccabile in tutte le prove disputate, ha saputo sempre mantenere concentrati al massimo i propri giocatori. Orbene, adesso Michelle Ballisteri continua a mantenere, vedete, il ritmo abbastanza alto, contenuto nel ritmo dopo quello iniziale che era davvero eccessivo, però adesso può guardare con somma tranquillità alle sue spalle. Le boe dell'arrivo si stanno avvicinando, ma mentre Sestri Levante capeggia con più di un'imbarcazione di vantaggio è ciò che avviene dietro che sta regalando ancora grosse emozioni. Chiavari in corsia 2, San Michele di Pagana in corsia 5, il testa a testa continua, il testa a testa probabilmente si protrarrà fino alla linea dell'arrivo e qui c'è anche un photo finish artigianale, ma c'è per l'occasione, nel caso in cui dovessero ambedue transitare equamente nello stesso istante davanti alla linea di traguardo. Nel contempo si può già alzare i bracci al cielo e applaudire meritamente. Lega Navale Italiana Sestri Levante si aggiudica 10 punti, ma soprattutto vince il Palio Marinaro del Tigullio 2019. Alle sue spalle San Michele contro Chiavari, rush finale, colpo di reni, Chiavari prova la rimonta su San Michele, siamo alle battute conclusive, Chiavari San Michele, Chiavari San Michele, Chiavari San Michele, Chiavari San Michele. Poi arriva, attenzione, a volta dell'armo della compagnia remiera lavagnese, che comunque riesce, con fatica, ma riesce a mantenere la posizione ancora innanzi al Rapallo. Nostro ordine è d'arrivo ufficioso, attendiamo l'ufficialità arbitrale.
quello che abbiamo visto, quello che vi abbiamo raccontato, una grande giornata di sport, una grande prova di Sestravante che ha conseguito la vittoria meritamente, ma soprattutto un testa a testa, signore e signori, veramente di gran classe. Chiavari, San Michele, Lavagna, Rapallo, attendiamo l'ordine d'arrivo, ovviamente tutti questi dietro a Sestravante. Dopo il pomeriggio caldo, veramente sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello remiero che ha offerto la rievocazione storica e poi seguentemente la finale del Palio 2019, siamo qui pronti per la premiazione complessiva. Prego subito tutti i vocatori e vocatrici di non fare come al solito prendo la medaglia e me ne vo, no, rimanete in loco perché c'è una simpatica lotteria che coinvolge voi vocatori. Ovvio ed evidente che se io chiamo Rossi e Rossi è andato via, il premio non viene più dato a Rossi, ma rimane, come si suol dire, in batteria. Allora, quest'anno però, a differenza delle solite annate tristi, scandalosamente tristi, che dovevo vivere qua sul palco, orbene, qualcuno, il nostro supervisore, che ha un nome che è tutto un programma, Rosario Rarostri da Rapisarda, ha pensato bene di abbinare una gentil figura al sottoscritto. Quindi voi direte, ah, finalmente, le ragazze diranno, ah, però beh, insomma, signori, ho il piacere, soprattutto l'onore, visto che lei è una professionista, ma veramente con la P maiuscola, io sono un dilettante con la I maiuscola finale. Io sono veramente contento di chiamare al mio fianco e mi supporterà magicamente la signoria vostra Federica Ruggero. Buon pomeriggio a tutti, grazie Gianrico. Grazie il piacere è il mio di essere qui in questa splendida cornice e di aver assistito al mio primo Palio dal vivo ed è stata veramente un'emozione straordinaria, per cui complimenti a tutti gli atleti e insomma grazie perché mi fa davvero piacere affiancarti. Naturalmente la nostra premiazione ha come precedenza, ovvio ed evidente, coloro i quali si sono martoriati in mezzo al mare, pedalando, vogatando, insomma, facendo finta di remare, ovvero tutti i protagonisti della rievocazione storica. Certo ed evidente che lo sforzo profuso, non tutti avevano tanto fiato come ai tempi belli, però la maggior parte di loro, ex vocatori, hanno comunque saputo proporre grande spettacolo remiero. Noi andremo quindi ad iniziare la nostra breve premiazione partendo appunto da coloro i quali si sono veramente dannati l'anima nella categoria, o meglio dire, nella quarta rievocazione storica del primo Palio marinario del Tigullio 23/8/1936 e io c'ero. Prego, chiamiamo direttamente. Mi fa piacere. Sì, e allora partiamo dal quinto classificato, per cui si aggiudica il quinto posto Santa Margherita Ligure. Chiamo sul palco a premiare Umberto Verna, presidente della Lega Nazionale Italiana di Chiavari, nonché organizzatore dell'evento. Ecco, navale, perché Eccola nazionale qua. è un po' troppo. Quando diventerà presidente nazionale ce lo dica, Umberto, grazie. Esatto. L'equipaggio di Santa Vediamo Margherita, abbiamo una rappresentanza. Dove si passa? È quello che vorrei sapere anch'io. Vi hanno letteralmente braccato fuori, sì, mi sembra facciamo giusto. un varco così Diciamo che i nostri atleti riescono a passare. effettivamente Grazie. gli atleti si erano accomodati, nessuno si è premurato di dire. Nell'attesa dobbiamo ringraziare i ragazzi della spiaggia che hanno messo giù le boe, tutti i nostri soci che si sono dati da fare da ieri a riempire i sacchi, tutto quello che c'era da fare, quindi io vorrei un applauso proprio per loro, perché senza di loro questo non si sarebbe potuto fare. Per fortuna il mare era calmo e quindi tutto a retto. Bene, prego Santa Margherita, potete Avanti, salire, avanti. Facciamo arrivare anche il premio. Abbiamo la fanciulla che ci coadiuva oggi. Ecco, voi rimanete voltati verso la telecamera di Teleradio Pace. Attendiamo la dolce fanciulla che ci porta su. No, non c'è nessun premio, appunto, perché è il quinto classificato. Molto bene. Però comunque la citazione l'abbiamo fatta, Certo. Complimenti. Santa Margherita Ligure come località, naturalmente.
Bene, grazie Santa Margherita. Prego. Sì, grazie Presidente. E allora andiamo avanti con il quarto classificato, chiamiamo sul palco il Sestri Levante, premia Barbara Possagnolo, responsabile artistica di Tiguglio Wedding & Events. Quantomeno accompagna l'equipaggio, che sarà molto lieto di avere una bella donna. Ecco Ha già l'affascinante timoniera Silvia Chiappella. Sta arrivando anche Barbara. Complimenti, che non lo so, infatti, dice non lo sapevo, infatti è stata presa a tradimento questa. Grazie Barbara, vieni. Doverosamente, perché l'amministratrice di Tiguglio Wedding Events non poteva rimanere fuori. Con lei ha sponsorizzato, molto bene. Grazie, Barbara, così farò la soprattutto foto. complimenti ai veterani di Sestri, e bontà loro c'era la timoniera, perché sennò si sarebbe un po' scombussolati al giro di boa. Complimenti, congediamo, grazie. Grazie, complimenti. Grazie Barbara. E allora andiamo con il terzo classificato, il Rapallo. Chiamo sul palco a premiare Chello Moladuri, il più anziano vogatore del Palio ancora in vita. Per cui il Rapallo e Chello Moladuri. Vediamo. Prego Rapallo, prego. Rapallo. Che poi, precisiamolo, hanno Non c'è vogato il nome di Rapallo, ma poi erano Non c'è sullo Chello? scafo di San Michele di Pagana. Prego, salite. E naturalmente Premi tu? Vieni. Perfetto. E allora loro dicono che premia Carolina Birindelli, il presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tiguglio. ecco, loro hanno voluto precisare che sono la squadra più vecchia, 200 e rotti anni, quasi 300, appunto, ma si vede, ve lo dico io che si vede, quella, applausi, naturalmente, Rapallo, San Michele, Rapallo, stessa Grazie famiglia. Rapallo, grazie Carolina. E andiamo avanti inesorabili, teniamo un ritmo bello alto per il secondo classificato, chiamiamo sul palco il Lavagna e Aldo Rosacuta, scimmia dei pagli storici dopo la seconda guerra mondiale, diciamolo. Per cui ecco qui Aldo. Vediamo e chiamiamo il Lavagna. E naturalmente Stanno arrivando i nostri atleti. quest'anno Ecco qui. una precisazione, Federica. Aldo, benvenuto. Una precisazione, Federica, per quanto riguarda Lavagna, perché Lavagna si era aggiudicato la rievocazione storica in occasione di quella dell'80ennale 2016 in virtù della agilità, freschezza della propria scimmia. Guarda caso hanno riproposto la scimmia del 2016, ma qualche chiletto in più ce l'ha, qualche anno in più anche, qualche capello grigio pure, è andata a buca per quel motivo lì, mica per altro. Ai vogatori ce l'ha messa tutta. Prego. Ecco qui Aldo, puoi consegnare la coppa. Però voglio consegnare la coppa alla scimmia, sì, è il mio collega. Consegna la coppa alla scimmia, nonché suo collega. L'ultima coppa che io ho preso l'ho presa 70 anni fa, con un premio. Ed oggi Complimenti Aldo. passa il testimone. Aldo, hai preso una coppa 70 anni fa, ma ti abbiamo riservato un premio. Eccolo qui. Prego, Carolina Questa targa. Birindelli. Sì. Questa targa la consegno con veramente emozione, scusate perché per me avere una persona come Aldo qua sul palco è un'emozione grandissima, perché come diceva lui è stata una scimmia per l'equipaggio del Palio di Chiavari, quindi dovete sapere che Chiavari faceva il suo palio, giusto? E poi in base ai vincitori sceglieva gli atleti più forti e li faceva gareggiare al Palio Marinario del Tiguglio. Quindi se questa non è storia, scusate, un applauso veramente grandissimo ad Aldo. Grazie Aldo, e questo è un piccolo ricordo per te da parte dell'Associazione Amatori Palio del Tiguglio. Tu sei veramente la storia. Sì, per una cosa sì. Vi ringrazio e voglio precisare una cosa che potete chiederlo a Andreatta. Ai miei tempi non si chiamava la scimmia, si chiamava l'arrampicatore. Poi è venuta dopo la scimmia, non è che sia, proprio per una precisione. Certo, no? certo, giusto. Ma scimmia più che altro perché dicevano scimmia perché si arrampicavano sulle palme, giusto, se non sbaglio, e quindi era venuto fuori questa precisazione. E poi a te voglio dire che mi conosci, adesso non faccio più la scimmia, ma faccio il serpente e la tigre
E sai perché? Sì. Lei sa perché? Perché io Ogni riferimento è insegno puramente yoga casuale. da 40 anni È vero, sì, confermo. e nello yoga c'è appunto il serpente e la tigre. Vabbè, sempre animali, comunque Ho migliorato. ha migliorato, va bene. Sono passata a serpente e poi alla Grazie Aldo, Grazie grazie Aldo, Rosa dell'associazione. Cuta, Grazie Aldo, resta qui con scimmie noi, ai tempi Carolina. d'oro del Palio Marinaro, quando ancora eravamo sui 26 palmi. E naturalmente possiamo anche congedarli. Grazie, perché- Lavagna. Mica per Aldo, perché sinceramente non Complimenti siete ancora. altrettanto affascinanti Grazie, come ciao. la mia collega e la Ciao. presidente Pirindelli. Prego. E andiamo con il primo classificato, il Chiavari, e chiamiamo gruppo Tradizioni Piazzavilla Premiare il presidente Armando Ceresini e il segretario Marco Passera insieme a Carolina Birindelli, appunto. Eccoli qua che stanno E arrivando. qui poi dovremo dirne qualcuna a proposito del Chiavari. Equipaggio di Chiavari, ho capito che siete un po' anziani, però vi stiamo aspettando calorosamente. Arriva, intanto salite. Che arriva la Supercoppa. Naturalmente questo equipaggio si è rinforzato rispetto all'anno scorso, perché diciamocela tutta, 2 ex campioni del Palio con l'Armo di Zoagli, Ivano e Fabio De Benedetti, quest'anno hanno detto ma ci hanno chiesto un favore, andiamo ad assecondare il favore. Naturalmente voltatevi verso la telecamera, schieratevi come si confà. Guarda, perde anche i pezzi, incredibile. Allora, noi dobbiamo bacchettare subito quel vogatore lì. Allora, intanto alziamo il trofeo. Allora, scusate se mi avvicino. Abbia pazienza, vogatore. Abbiamo anche i giovani rinforzi. Ecco, allora, qui con noi, a parte i campioni dei Benedetti già citati, c'è un personaggio che io vidi crescere come vogatore fin da quando appunto era un giovane, già massiccio come corporatura, però insomma era 30 kg fa, 35 anche. Devo dire che le prime volte che lo vedevamo corricchiare con i remi, dicevamo, però si può fare. Poi ebbe, bontà sua, una buona scuola di allenamento, un buon equipaggio insieme. Nel 2002 portò a casa il titolo del Palio Marinaro del Tigullio. Io quell'anno non c'ero perché ero stato chiuso per non farmi più venire, poi sono riuscito a liberarmi, eccomi ancora qua. Però senti un po' Marco Di Capua, ascolta un attimino dietro Internos. Il tempo passa, i chili aumentano, lo so che ti sei maritato, bella prole, per i capelli quelli ormai, però sotto sotto oggi avete sfoderato una grande prestazione. Di chi è il merito o la colpa? Il merito è di tutto l'equipaggio, di noi 5 che eravamo a bordo, della scimmia che è stata molto brava. Ci siamo allenati con impegno ed dedizione per oltre 2 mesi e i risultati si sono visti. Mi ha fatto tanto piacere ritrovare tanti compagni di voga avversari di 20 anni fa e devo dire la passione, passare le sere in mare, andare a remare fino a Zoaglia è stata una bella esperienza. Mi mancherà un po', devo dire, adesso che è finito tutto. Però diciamo anche che mentre voi stavate proponendo la buona vostra voga, c'era un sacco di tifosi che inneggiavano, quasi ricordando i fasti del 2002. Come mai però non siamo più riusciti, quando ancora Marco Di Capua vogava sul Gozzo di Legno, a vincere altri titoli? Beh, si creano dei cicli. Oggi ho visto i ragazzi di Sesti Levante, sono tutti giovani, li ho visti remare molto bene e secondo me hanno aperto un ciclo per Sesti Levante. Creeremo a Chiavari il prossimo ciclo. Sarà meglio. Complimenti Chiavari, vincitori di rivocazione storica, naturalmente grazie alla scimmia, non per altro. Complimenti. Prego Carolina. Carolina che consegna. Prego. Carolina. Allora, io la consegnerei a doppio ruolo, avvogatore e a sindaco. Questa è una targa che consegniamo in ricordo al Comune di Chiavari in occasione della 4ª rivocazione, soprattutto per l'impegno che è stato messo per darci una mano a realizzare la manifestazione. Quindi lo appenderai nel tuo ufficio in comune. Grazie. Ora, complimenti. E vorrei solo mantenere un attimo sul palco ancora anche gli amici di Piazza Villa, quindi Carolina un attimino, teniamo sul palco ancora anche l'equipaggio della rievocazione. Prego Carolina. Dunque, qui vicino a me vedete 2 magliette gialle.
Sì, c'è anche Riccardo. Riccardo, vieni, Riccardo. Ma voi dovete sapere che questi signori hanno fatto quanti chilometri? Un po' di chilometri, tanti chilometri, per venire qui da noi, perché sono praticamente gli amici di Piazza Vila. Piazza Vila poi ve lo spiegheranno bene loro dove è localizzata. Comunque loro sono i nostri gemelli. Dallo scorso anno abbiamo sancito questo gemellaggio in occasione appunto della terza rievocazione storica. Loro fanno una manifestazione bellissima che ormai ha parecchi anni, anche loro hanno diversi anni, che è praticamente una palio remiero in notturna, che è molto caratteristico, quindi già diversi atleti, compreso il sindaco, aveva partecipato proprio a questo palio, e abbiamo sancito questo gemellaggio. Questa sera sono appunto venuti qui da noi per festeggiare insieme e vorrei un attimino presentarveli. Il presidente Armando Ceresini, poi vi passo la parola così dite due parole voi. Grazie. Sì, quando abbiamo ricevuto l'invito dalla Presidente abbiamo accettato molto volentieri, anche perché sono sempre stati presenti al nostro palio, che appunto si svolge in notturna. Normalmente si svolge sul Lago Maggiore, in alcune occasioni abbiamo fatto sia sul Lago di Mergozzo che sul Lago d'Orta come l'anno scorso. Quest'anno la 47esima edizione viene fatta ancora a Verbania sul Lago Maggiore. Quindi bene o male il Lago Maggiore conoscete tutti dov'è, non è molto lontano, e vi invito anche a vedere le nostre zone. Con me c'è il nostro chi ha in mano il portafoglio, che è Riccardo, che è sempre un braccio destro, e Marco Passera, che ha sempre partecipato a organizzare il palio, quindi è uno storico anche della nostra organizzazione, del gruppo di tradizioni Piazza Vila. Noi gareggiamo con 3 galeoni di qualche quintale, gli equipaggi sono 8 vogatori più un timoniere. A differenza vostra, il nostro timoniere deve fare una nuotata in acqua di circa 15 metri e arrampicarsi su una corda che è posizionata in acqua e quindi strappare il drappo. I nostri avi avevano copiato il palio dalle vostre zone, quindi abbiamo portato le barche di mare sul lago, e è sempre apprezzato come manifestazione. La nostra appunto si svolge in notturna, dove le spighe sono illuminate, sono i fari, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a vedere un palio fatto in notturna. E noi saremo senz'altro partecipi dell'invito. Sì, possiamo già anticipare che in effetti il 14 di agosto probabilmente parteciperemo al palio in notturna con l'equipaggio forse femminile e maschile, quindi ci stiamo lavorando, insomma il 14 di agosto saremo su. Grazie ancora davvero di cuore per essere stati qua con noi. Vi consegno una targa a ricordo di questo gemellaggio e questa giornata qui a Chiavari. Grazie. Complimenti, grazie ancora. Grazie Carolina. Grazie a voi. Prego. E questa volta possiamo dire congediamo. Complimenti, Chiavari, vincitori della rievocazione storica 2019. Congediamo anche la Carolina Birindelli. Ciao, grazie. Ciao. I soliti, questi maschiacci. Prego Federica. Bene, passiamo all'altra categoria. Iniziamo con quelle che hanno vissuto tutto il Palio Marinaro del Tigullio 2019, però partiamo dai più vecchi. I master. Molto bene, prego. E allora, terzo classificato. Lega Nazionale Italiana, Sestri Levante. Silvia Cappella da timoniera, Claudio Maccà, Isidoro Zappalà, Tommaso Laganà, Marco Bacigalupo. Premia Carolina Birindelli, presidente dell'Associazione Palio del Tigullio. Arriva l'equipaggio. Oggi Eccolo qua. Oggi si sono riproposti nel team rievocativo, però si sono anche scoppiati 3 gare, nell'ambito delle prove di contorno del Palio Marinaro del Tigullio. Complimenti, benvenuti. E la Presidente questa sera come minimo 3,5 kg di pelle, avanti in tre. Carolina premio il premio. A Silvia Chiappella, giustamente, la timoniera. Un applauso. Applauso di accompagnamento, che. Magari ci vediamo l'anno prossimo su un gradino un po' più alto, mi raccomando. Complimenti Sestri Levante.
E andiamo avanti con i secondi classificati, gruppo sportivo Agostino Multedo San Michele di Pagana. Timoniera Bruna Crovo, i vogatori Gabriele Magnani, Roberto Poli, Marco Bianchi, Silvano De Nicolai. Premia Antonio Romanengo, assessore dello sport del comune di Lavagna. Voi siete sempre gli stessi, Ciao ragazzi, ormai? complimenti. Ma ormai Aspettiamo l'assessore. Arriva l'assessore. Ecco qui l'assessore. Ricordo ai vogatori Complimenti, tutti buonasera. di rimanere in loco per la lotteria. E anche a lei, grazie. Le foto riprese di Teleradio Pace, grazie. Saluti e baci, grazie. E ringraziamo il gruppo di San Michele di Pagana, grazie. E andiamo con i primi classificati della categoria Master. Va bene. Un attimo. È lungo il nome, fate un attimo rifiatare. Circolo, pescatori, dilettanti, rapallesi. Timoniera Valentina Scalfi, i vogatori Luca Franceschetti, Claudio Chiarelli, Ivano Maccaferri, Massimo Solari. Premia Guido Magnoni, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi della Liguria. Cioè il super così dovete sempre. Oh! Sempre, sempre. Con variazioni, ma sempre. Eccolo qui, presidente. La coppa dovrebbe arrivare. Eccola qui, c'era la nostra ragazza, perfetto. Prego, presidente. Ecco, Guido Magnoni, che ringraziamo per la sua costante partecipazione a tutte le premiazioni del Palio degli ultimi anni, quindi... Alla quota rosa, secondo me. È la fanciulla con i capelli neri e la timoniera, prego a lei. Guido Magnoni, grazie ancora, presidente ANMIL Liguria. Complimenti. Più di così non potevano, se non era per Valentina, uela. Complimenti! Complimenti, Congediamo. grazie. Grazie Presidente. Grazie dottor Magnoni. Bene, nel frattempo che si libera il palco, Gianrico, andiamo avanti perché Sì, ad una nuova categoria. Ecco, prima la categoria preavviso che ci sarà anche un premio Fair Play e verrà dato a... lo saprete tra poco. Prego Federica. E andiamo ai giovani allora, la categoria Juniores. E allora, terzi classificati. Vi siete ammutoliti? Perché sono pochi quelli lì. Terzi classificati. Sestri Levante, Lega Nazionale Italiana, Sestri Levante. La timoniera Michel Ballisteri, il vogatore del Sestri Gianmarco Piaggi e Giobatta Bacigalupo. Nell'unica gara disputata avevano due prestiti, Davide Coppo e Felix Fischer. Eccoli lì. Mandiamo la timoniera che è meglio? Sì. Michel. Chiamo a premiare Patrizia Marchesini, assessora allo sport di Santa Margherita Ligure. Diamo il tempo di arrivare alla dottoressa Marchesini. Eccola qui, la nostra giovane atleta, complimenti. Ecco che giunge a noi. E arriva anche, prego, prenditi il centro. Un applauso. Ole. Che poi sotto i suoi compagni di squadra sono invidiosi. Anche l'assessore. Lo so. Grazie assessore, prego. Complimenti Lega Navale Italiana Sestri Levante, terzi classificati nella categoria Juniores. Grazie mille. E andiamo avanti con i secondi classificati. Pronti? Lega Nazionale Italiana Chiavari. Lega Navale Italiana, correggiamo Federica, Navale non nazionale. Sì, scusa, Navale. Abbiamo la timoniera Susanna Nicolini e il vogatore Alessandro Petralia, nonché da citare Federico Devoto e Cristian Parodi, che è un prestito della Darius che non è Foce, che ha gareggiato nella terza prova. Quindi comunque abbiamo Susanna Nicolini, sempre la migliore delle squadre, quelle che vengono. Chiamo a premiare Franco Cavagnaro, presidente Tiguglio Shipping Calata Ecco, Ovest. arriva il presidente Cavagnaro, molto bene. È meglio quando si fanno le premiazioni
con una bella donna che presenta Sale e la poi coppa. belle donne da premiare. Ti va di lusso, Gianrico, con questa Veramente incredibile. Cosa ti lamenti? Prego. Io non mi lamento, assolutamente. Complimenti naturalmente a Chiavari. Hanno provato a... Complimenti. Però non ci sono riusciti. Perché? Primo classificato. Perché i primi classificati, gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. Le timoniere addirittura due gare per Laura Floris e una per Loris Gambini. Poi con 3 gare Giovanni Pittari, Angelo Vittorio Borcati e Luca Capannelli. Con 2 gare Giacomo Capannelli, in una gara, anche in questo caso, il prestito della Schenone Foce Cristian Parodi. Chiamo a premiare Franco Mugnani, presidente Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. Ed è un grande onore avere il presidente federale qua. Ricordiamo che le gare tutte sono sotto leggi della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso e quindi avere la presenza del numero 1 nazionale indubbiamente è un po' altro che onorarci. Grazie Presidente, benvenuto, a lei la coppa. Molto bene, foto di rito, perfetto. Tutti insieme appassionatamente. Grazie mille e complimenti ancora. Grazie anche al Presidente che poi ritroveremo con noi tra breve. E adesso, cara Federico, un attimo di stop perché c'è la famosa consegna del premio Fair Play. Viene consegnata, di solito viene consegnata o all'atleta più corretto, all'allenatore più corretto, al timoniere più corretto, però quest'anno l'Associazione Allenatori Palio del Tigullio decide, amabilmente, di consegnare il premio Fair Play al vogatore più vecchio che c'è, Silvano De Nicolai. Olè! E provvede Carolina Birindelli, accompagnata dal presidente del Panathlon, Eccolo. dottor Priolo. A te Federica fare gli onori d'ingresso. Certo. Complimenti. Vieni Carolina. Prendetevi il centro. Sì, belli in centro. Però a me l'ha messa così il più vecchio, facile dire il più vecchio, non sta bene. Diciamolo pane al pane e vino al vino, classe 51, 951. Vabbè. No, magari qualcuno metteva un 8 al posto del 9, li avrebbe dimostrati tutti, però siamo molto magnanimi. Silvano De Nicolai, tutto attaccato, grazie, e non staccato, questo per la precisazione di stampa. E ovviamente vogliamo ricordarlo, oltre che vogatore dei Master di San Michele, anche come presidente del gruppo sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana, con allegato rowing, perché non fa solo attività sedile fisso ma anche sedile mobile, ed è un grande trascinatore per quanto riguarda proprio l'attività del canottaggio a sedile fisso, soprattutto per come lo conosciamo noi, e lo ringraziamo anche per questo nell'ambito dell'Associazione Allenatori Palio del Tigullio. Poi naturalmente quando voga, se c'è da tirare il collo, glielo tiriamo volentieri. Grazie Silvano De Nicolai, premio Fair Play 2019. Grazie mille, grazie Carolina. Allora, andiamo avanti, una nuova categoria, arriviamo alla quarta da premiare. E quale? Quella dei seniores. Mi hai fregato. Cosa spera? No, quella è dopo. Ho girato pagina sbagliata. Sperava già quella femminile. E ho già quella dopo. Niente. Mi si boicotta sempre. Devi attendere ancora. E andiamo al gruppo seniores, per cui terzi classificati, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, equipaggio A. Chiamo a premiare Gabriel Dell'Uomo, consigliere del comune di Sestri Levante. Ecco che sta arrivando. Prego, accomodatevi, benvenuti e complimenti. Il palco è tutto per voi, arriva anche il giovane rinforzo. Timoniere in 2 gare Alice Chiarelli, in una Valentina Scalzi. Vogatori in 3 gare Jacopo Giovannini, Filippo Montagni e Tommaso Orsini. In 2 gare Andrea Vaccaro e in una Fabio Maschio. Equipaggio A perché, come rimarcato, sono 2 le formazioni. Premia l'assessore Battilana, facciamo una precisazione. Naturalmente l'anno prossimo i vostri colleghi dicono non ci arrivate dietro di noi, ma vicino, non dietro. Complimenti comunque, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, equipaggio A. Complimenti. E andiamo avanti con i secondi classificati, Lega Navale Italiana di Sestri Levante.
chiamo a premiare il comandante Ernani Andreatta, curatore del Museo Marinaro Tommasino e Andreatta. Michele Ballisteri timoniera, Giulio Quadri, Filippo Perazzo, Simone Morgillo, Giobatta Bacicalupo per 2 gare, Michael Campofiorito per 1. Ecco qui che stanno arrivando. Abbiamo sempre la solita timoniera. Come Meno stai? male che ne avete una, perché se ne avete 4 o 5 ci mandate tutte le timoniere. Ma tu sei felice, quindi? Oh. E allora? Benvenuti. Io ho svolato su giù per Prendetevi il palco. Ma... il vostro centro. Comandante Andreatta, Ecco grazie qua. anche a lui. Arriva il premio. Comandante Andreatta che fu uno dei curatori del famoso libro del quarantennale insieme ad Enrico Paini e al giornalista del secolo Andrea Ferro. Prego, comandante, prego, consegni pure la coppa. Complimenti, grazie. Congediamo, grazie signor comandante. Molto bene, arriviamo ai primi classificati della categoria Seniores. Sì? Ancora? Ole, così va bene. Circolo, pescatori, dilettanti, rapallesi, equipaggio B. Premia il comandante dell'ufficio locale marittimo del porto di Chiavari, Eddie Giudice. Formazione composta da Lisa Maccaferri per 2 gare, in una Valentina Scalfi, Bruno Battista Viviani, Giovanni Viacava, Matteo Viacava 3 gare, Sebastiano Costa 2, Matteo Ardito 1. Questa per correttezza di numeri. La coppa per lei. Comandante della Locamare Chiavarese. Alla timoniera. Volgersi verso la telecamera anche lei, signor comandante, per le riprese di rito. Complimenti. Grazie. E congediamo. Bene. Io cambio il foglio, tu preparati. Io sono già pronto. Di solito però la signorina in questione non conosce il nostro andazzo a però quest'anno mi devo contenere. Ma attenzione alla scena finale della premiazione. Prego Federico. Sono già preoccupata, non so perché. Allora, andiamo alla categoria femminile. E quindi, sì, alle donne, ma insomma, brava. Allora, partiamo dal quarto classificato, Lega Navale Italiana Chiavari. Premia l'assessore del comune Battilana, che era già salito prima, eccolo qui, lo richiamiamo qui con noi. Grazie assessore. Lega Navale Italiana Chiavari con Gabriele Solari in timoneria 2 gare e Diletta Maccà per 1 gara, Simona Nicolini, Susanna Nicolini, Alessia Benini per 3 prove, Elisabetta Pellerano per 2, Angelica Malatesta per 1. Dottor Battilana, Grazie. prego. Complimenti, grazie Chiavari. Complimenti, bravissime. E andiamo alle terze classificate. Lega Navale Italiana Sestri Levante. Premia Silvia Stanic, vice sindaco. Eccola qui. Di Chiavari. Ecco le nostre ragazze. Fanciulle schierate con la timonia, ma va Michele Ballisteri, le vocatrici Giulia Stagnaro, Chiara Maria Solinas, Cecilia Gianelli, Anna Ballero per 2 gare, Chiara Quadri per 1 gara. Eccole, prego. venite. Ecco qui le nostre ragazze. Dottoressa Staniger che come comune di Chiavari. Mi raccomando. Grazie. Rimanga anche lei nell'immagine, dottoressa Staniger, grazie. Complimenti, grazie. Complimenti ragazze. E allora andiamo alle seconde classificate e chiamo sul palco con noi il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Olè! A premiare Marco Mugnani, presidente della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso.
La timoniera Alice Chiarelli per 2 gare, Elisa Maccaferri per 1. Le evocatrici Sara Solari, Valentina Scalfi, Eccoli. Anita Bagigalupo, Evviva. Francesca Foppiani per 2 gare, Martina Servente per 1. Con vari mascotte, figli vari di Tizia e di Caia. Una ciurma ricchissima. Ragazze che io ho visto crescere ai remi, poi loro si sono maritate con altri, e gli anni passano e i bambini crescono, appunto. E sono sempre qua, sia loro che io. Ma va? Le mascotte che un domani saranno loro Esatto. protagonisti o iste sui gozzi, naturalmente, vero? Bene. Complimenti, grazie. Grazie. E adesso è il momento di decretare le vincitrici della sezione femminile. Io direi, Federica, scusa, prima chiamiamo l'autorità preposta, così Va bene, poi ok. le votatrici arrivano Arrivano, pimpanti. va bene. Allora, chiamo a premiare Germano Tabaroni, vicepresidente della Marina di Chiavari. Eccolo qua. E allora, riprendiamo. Ok. Gruppo sportivo Agostino Multedo San Michele di Pagana. La timoniera Laura Floris, le votatrici Camilla Poli, Simona Ghigliotti, Elena Maddalo, Maria Teresa Medone. Ecco la coppa. Ed ecco le nostre ragazze, complimenti. Le biancoverdi dell'Agostino Moltedo. Foto, riprese televisive. Complimenti ragazze. Complimenti ragazze. Grazie. Ci Siamo avviciniamo arrivati, alla fase sì, siamo conclusiva, arrivati, però stavo pensando che poi vorrei lumi in merito alla famosa lotteria, perché mi hanno detto c'è la lotteria, però io non vedo i premi e non vedo neanche poi i biglietti alla lotteria, quindi appunto io cosa ho detto? Voi state bravi che qualcosa uscirà. Allora, Carolina ci rincuora ecco. e ci dice di avere fiducia. Allora, Carolina Birindelli poi la chiameremo in causa per motivi piuttosto seri, quindi per intanto lei si riposa, ma partiamo con la categoria Gozzi in legno 22 palmi. A te Federica. E allora, quinto classificato, chiamo intanto a premiare Antonio Romanengo, l'assessore allo sport del comune di Lavagna. Ecco laggiù, vedo che è partito. Quinti classificati, Lega Navale Italiana Rapallo. La timoniera Giada Leonardini. I votatori Lendi BTQ, Eno Limoni, Meriton Mazzarecu, Rigia Spiloci. Vengono giù gli spalti qua, molto bene. Eccolo, Formazione grazie. Assessore. completamente Prego. straniera, Ecco i nostri- ma che ha dimostrato buon affiatamento. Peccato quell'errore nella prima gara, mannaggia. Ciao ragazzi. Avranno comunque a rifarsi nelle prossime prove, già l'anno prossimo sono sicuro. Eno Limoni è già stato protagonista l'anno scorso, che aveva gareggiato sul Nugozzo in nome e in titolo di Zoagli, e da lì poi hanno detto beh, se Eno Limoni è forti che carichiamo negli altri 3, però la timoniera si è data da fare, ma anche voi l'anno prossimo un po' più di come si chiama? Siamo maci, no? Insomma, prego Federica. Molto bene, grazie. Congediamo. E andiamo ai quarti classificati. Chiamo a premiare Carolina Birindelli, che è già qui. E quindi quarti classificati, compagnia Remiera Lavagnese. Abbiamo i timonieri Diego Boggiano per 2 gare e Martina Servente per 1, in prestito dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. I votatori Massimo Edera, Giorgio Forni, Emanuele Capuzzo per 2 gare, Vaccarezza per 3, Emanuele, Nicolò Roncisvalle per 1 gara, Mario Canale per 1 gara. Qui praticamente abbiamo, con 2 votatori superiamo i 100 anni totali, pensate un po'. Non siamo a livello di peso sui 100 kg a parte di nessuno di loro, però insomma già, ecco, Carolina Birindelli in mezzo tra un 50enne passato e uno 30enne o giù di lì, tutti insieme compagnia Remiera Lavagnese. E per cortesia non scendete dal palco
perché Carolina adesso prenderà un attimo il microfono e spiegherà una cosa molto importante. Prego Carolina. Sì, scusate un attimo l'emozione, però vorrei chiamare un attimo sul palco Mario Bacigalupo, dirigente nonché della compagnia Remiera Lavagnese, eccolo là, perché questo Grazie. è un momento in cui noi vogliamo ricordare come Associazione Amatori Palio del Tiguglio, Bonci, Giuseppe Bacigalupo detto Bonci, che purtroppo lo scorso anno ci ha lasciato. E lui proprio è stato, mi piace dirla questa cosa qua, perché lui è stato vincitore della prima rievocazione storica e oltre che essere un grandissimo vogatore, uno dei, diciamo, primi vogatori del Palio Remiero del Tiguglio, quindi che dire, Mario, un saluto a Bonci. Il nostro Bonci è sempre qui con noi e sarà sempre con noi, comunque quando si parlerà di Palio si parlerà sempre di Bonci. Vado a prendere, scusatemi l'emozione, vado a prendere la targa perché abbiamo un ricordo per la famiglia. Naturalmente è un piacere poter ricordare insieme a tutti voi Giuseppe Bacigalupo, e tra quelli che ho avuto il piacere di commentare, che ai noi non c'è più, ma il ricordo è senz'altro molto molto approfondito. Prego. Sembrava ovvio e anche meritorio che in occasione della premiazione finale con i vogatori della compagnia Remiera Lavagnese si partecipasse. Grazie. Ringraziamo calorosamente. Grazie. Concediamo. Prego. Complimenti. E andiamo avanti perché saliamo proprio sul podio con il terzo classificato. Chiamo a premiare Patrizia Marchesini, assessora allo sport del comune di Santa Margherita Ligure. Non c'è, mi dicono? Ho sentito. Non c'è ancora? Avevo visto bene, è già venuta a premiare la dottoressa Marchesini, infatti. quindi... Forse è andata via. Premi tu, Carolina? Ok. Chi vuoi far salire? Va bene, allora, visto che non c'è la dottoressa Marchesini, prego cortesemente il dottor Battilana di rilevare la collega da un comune all'altro, andiamo da praticamente da Ponente a Levante, ma credo che sia giusto che comunque sia vi sia un'autorità comunale a consegnare il premio a colei la quale l'ha ai meritato. terzi classificati, ovvero Gruppo Sportivo Agostino Moltedo San Michele di Pagana. La timoniera Laura Floris, i vogatori Simone Alessio, Giacomo Capannelli, Matteo Colombini, Michele Bozzano. Naturalmente San Michele era stato in lotta fino all'inizio del palio con Sesto e Levante, poi oggi hanno avuto la beffa di essere stati superati per un punto in classifica generale da quelli che sono arrivati davanti a loro. Quindi, però il loro merito rimane, naturalmente. Se sul podio ci siamo, vuol dire che lo meritiamo. Poi verranno bacchettati dal loro allenatore, però intanto complimenti, congediamo. Grazie. Grazie mille, grazie Assessore. Ecco, però Federica, vedi, adesso c'è il famoso secondo classificato, che ci sarà un'ovazione da stadio, quindi conteniamoci per favore, lo so, siete appassionati, amate mirabilmente questo equipaggio, sono come i vostri figli, però moderiamoci, Sì, per non cortesia. vogliamo che vi sentano anche Perché a intanto rapallo. nessuno di loro, come anche quelli che poi verranno premiati per primi, ve lo dico già spassionatamente, avrà l'onore di sbacciucchiare Federica, quindi scordatevelo. Non lo so, dipende. Ma no, no. Prego Federica, prego. Va bene, allora intanto chiamiamo a premiare Michele Priolo, presidente Panathlon. Vediamo se... Eccolo qui, perfetto. E allora, secondi classificati... Sì. Lega Navale Italiana Chiavari. La timoniera Susanna Nicolini, i vogatori Gabriele Solari, Daniele Gervasi, Marco Rocca, Francesco Ballardin. Diamo alla timoniera che
Bontà sua Susanna Nicolini, da tanti anni fa la timoniera, a parte regatare anche mirabilmente, però dovete sapere che suo padre ha dovuto allargare la stanza, che tutti i trofei che si è messo in camera, perché sì che danno la timoniera alla coppa, ma col piffero che va nella bacheca sociale, che tanto è... Sua casa è molto ampia, complimenti Susanna, complimenti Chiara, soprattutto complimenti perché hanno avuto l'ardire oggi nelle acque amiche di spodestare San Michele dalla seconda piazza, conseguendo a loro a scapito la piazza d'onore. Complimenti, grazie. Complimenti. Grazie. Grazie Prego. mille. Grazie, complimenti ancora. Ecco, prima di passare al primo, io attendevo lumi in merito al famoso foglio che dobbiamo avere di ringraziamento a Tizio, Caio, Semproni. Non hanno ancora fornito nulla, quindi noi andiamo avanti ancora un pochino, poi dopo dobbiamo lasciare il palco, ma tanto ci auguriamo che quella famosa lotteria abbia ad avere un esplicito risultato, perché altrimenti qui dicevamo facciamo notte, poi Antonella scende giù e mi dice che sono un mister mandarino. Prego con il primo che è E meglio. allora, primi classificati, chiamo a premiare Claudio Muzio, ufficio presidenza regionale della Liguria, il sindaco di Chiavari Marco Di Capua e Carolina Birindelli. E allora, pronti per i primi? Sindaco, un attimino che... È andato a cambiarsi, È andato a cambiarsi il sindaco. Ma quanto è lungo questo sindaco, bisogna Ok. cambiarlo, bisogna Viene cambiarlo. Silvia. Viene invece il sindaco, molto meglio, molto meglio. molto meglio. Perfetto. Io E allora? gradisco. Pronti? Primi classificati. Delirio assoluto. Lega Navale Sestri Levante. La timoniera, Michelle Ballisteri, i rogatori, Edoardo Cascino, Domenico Ballotta, Filippo Franchini, Antonio Sanguinetti. Ultimo palio marinaro del Tigullio vinto da Sestri Levante era nel 1989, dopo le vittorie del 974 e 975. Sono riusciti a scardinare il muro di difficoltà negli anni scorsi, ottenendo una grande affermazione. 3 vittorie nelle prove preparatorie, più la vittoria anche nella prova finale, a testimonianza che sono veramente forti. Tra l'altro, non vorrei sbagliare, correggetemi voi, anche se state raccattando in maniera delicata, per cortesia, delicata. Tenetela così ferma, Voleva essere un attentato alla mia persona, è andato buca. Dicevo, ai avvocatori del Sestri, correggetemi se sbaglio, Ballotta, Cascino, Franchini, dove va collaborare? Ecco, Franchini e per l'appunto Sanguinetti. Se non erro, e non mi stanno ascoltando, è incredibile, è uno scandalo i vincitori. Scusate, Stanno festeggiando. se non erro, 2 di voi, se non 3 o 4, hanno preso un ottimo risultato nell'esame, loro 2, benissimo, di maturità. Io direi quindi a merito dell'avvocata aggiungiamo il merito professionale dello studio. Complimenti. Complimenti. Lui è laureato chissà da quanti secoli, è vecchio com'è. A luglio si è laureato, questo è incredibile, pochi giorni fa. Allora abbiamo 3 su 4. Ma certo, che diavolo. L'assessore stava lì timidamente. Avremmo voluto l'assessora Bixio o la sindaca Valentina Ghio, ma ai noi mi hanno boicottato anche stavolta. Ecco, rimanete nella foto, meno male che c'è la timoniera. Abbiamo... Non scappate via, dopo le foto, le riprese, ci siamo, fatto tutto? Allora, se permettete, mi infilo nel mezzo, state fermi tutti, tenete quella insalatina che se cade. Cortesemente vorrei chiamare accanto a me un attimo il dottor Claudio Muzio, fa parte dell'ufficio regionale della regione Liguria e lei è stato presente quest'oggi, diciamo, da spettatore, però le emozioni credo che le abbia vissute anche un po' interiormente come, diciamo, abitante o comunque proveniente da... Lei è un tifoso di? Io sono tifoso del Toro. E andiamo un po' fuori settore, ci spiace. Comunque il suo parere sul nostro evento di oggi, visto che se l'è goduto tutto. Guardi, io sono un grande appassionato di mare, sono un pescatore, dilettante, collezionista di capotti. Alcuni anche con la pelliccia, devo dire, perché
Purtroppo amo molto il mare, ma la pesca dà scarsi risultati. Questa non è una festa, diciamo, qualunque, una festa molto importante, una festa del mare, e non c'è solo una competizione sportiva, ma c'è un messaggio ambientale molto forte. Quest'anno arricchito anche dalla campagna che Lega Navale Italiana fa per il no alla plastica a mare. E chi frequenta il mare, come capita a me, vede spesso proprio questo scempio. E quindi davvero complimenti per questa iniziativa e grazie a tutti voi per l'invito. Grazie al dottor Claudio Muzio e Carolina rimani sul palco, grazie. Noi naturalmente nel congedare la Lega Navale Italiana Risseste ricordiamo che l'anno 21 l'insalativa andrà riportata tranquillamente intatta, quindi non cominciamo a portarcela in giro nei locali a fare le feste con la risalativa del palio. Il Labaro sicuramente verrà messo in società e qui il vicepresidente Quadri se lo porti già a casa perché è ingombrante, è troppo ingombrante. Congediamo, ma soprattutto complimenti Lega Navale Italiana Sestivante, vincitore del Palio Marinaro di Tigullio, edizione 60 in totale, 46 della nuova era. Uela! Dottoressa Stani, rimanga pure con noi. Carolina Birindelli, questa lotteria cosa ci racconta? Venga qui da noi. Allora, adesso avremo un bussolotto dove estrarremo così, dei premi che sono stati offerti sia dall'Associazione Amatori Palio del Tigullio, sia da ristoratori e comunque attività che hanno promosso questa iniziativa. Ovviamente è un bussolotto dove ci sono tutti i nomi degli equipaggi. Chi non sarà presente alla premiazione ovviamente non prenderà il premio, questo è lo scotto che dovrà pagare. Quindi io voglio ringraziare anche chi ha reso possibile questo piccolo giochino se vogliamo, della lotteria. Ringrazio Piscina dei Castelli che ha messo a disposizione dei buoni per i ragazzi, la ristorante Zorro di Lavagna credo, la sciamadda dei ballerini di Sesti Levante, gli olivicoltori sestresi, lo storico bar e cucina di Chiavari e infine noi come Associazione Amatori del Palio abbiamo deciso di mettere in palio 30 buoni del valore di 30 euro di Amazon per spenderli un po' come volete. Ormai siete tecnologici, tutti andate in internet e quindi abbiamo pensato che ognuno avesse piacere di spenderseli come vuole. Perciò mi raccomando rimanete qua perché adesso c'è l'estrazione. Bene, allora per intanto congediamo e ringraziamo il dottor Muzio, consigliere regionale, e la dottoressa Stani, che è vice sindaco di Chiavari. Naturalmente poi il sindaco di Chiavari che è assente 50 euro non li ritoglie nessuno, noi glielo togliamo appunto come. Benissimo, adesso Federica dimmi tu. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Naturalmente voi vi chiederete, ma come mai proprio Federica Ruggero? Cioè, potevano portare Monica Bellucci. Calma, Monica Bellucci, modestamente l'ho conosciuta a 16 anni e vi posso assicurare che è una fanciulla molto ingenua. Aveva 16 anni, lei ne avevo 16 anch'io, quindi Però, a parte quello, Federica è stata scelta in virtù del fatto che è una persona che ha molta esperienza a livello artistico, non solo per quanto riguarda ovviamente la conduzione di cerimonie o di manifestazioni, ma anche perché nel suo ricco curriculum vitae annovera anche varie presenze in qualità di attrice, quindi non è soltanto una semplice conduttrice, ma anche un'attrice. Quindi il prossimo film che verrà girato da Federica Ruggero nel 2021 sì. Eminente. Insomma, non posso, hai altre cose da fare, non hai solo quello. Tournée teatrali. Ecco, ci sarà un famoso film che si intitolerà Tornerai a Monte Carlo. Sì, posso dire anche in anticipo perché io so l'autore, chi è del film, ma mi sto preoccupando. Però posso dire che sicuramente la scena clou sarà quella nella quale lui, dopo essere stato abbandonato da codesta fanciulla, le dirà spassionatamente: quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornare chérie a Monte Carlo. Allora questa lotteria siamo pronti? Gianrico, un applauso! Vai, sempre fantastico. E non finisce qui, perché non siamo ancora scesi al palco. Allora, abbiamo Miss Birindelli, ovvero la futura presidentessa dell'Associazione Palio. Quindi, tu pesca. Uno. Passiamo poi a Federica il bigliettino e Federica leggerà. Prego.
Allora, Franchini Filippo, Sestri Levante. Ecco, te pareva. Ha appena vinto il Palio Marinaro, ti porta via anche il premio. Dov'è Filippo Franchini? Con calma, veloce, veloce. Veloce ma piano, eh? Veloce ma piano, molto bene. Ok. Qui Franchini c'è? Ha giudicato. Eccolo. Ecco, però, Premio per te. Carolina, ecco, grazie perché... Cosa abbiamo? Il buono di Amazon? No. Buono serata a Piscina dei Castelli. Lui e quella, non voi. Grazie. Grazie Filippo. Vai, vai, avanti, vai, vai, Susanna, vai. Pesca. È una piscina. Grazie. E allora abbiamo Colombini Matteo, San Michele. Oh, un altro di quelli che erano stati premiati, quindi c'è. Chissà cosa si cucca Matteo Colombini. Come minimo una cena a 2 persone a lume di candela con sorpresa. Con sorpresa, appunto. Che poi paga per 2, ma c'è uno solo, appunto. Ma veramente incredibile. Hanno Premio pagato per lui? 3 ore fa, sono stanchi morti, incredibile. Ecco, un buon aperitivo. Allo così almeno. storico di Chiavari. Poi Grazie. fanno il palloncino, ecco. Avanti un altro. Oh là là. Molto bene. Cappannelli Giacomo, San Michele. Cioè, meno male che non vincono, che so, da portare via 3 kg di carne, perché sennò farebbero un camion di roba. Tutto San Michele, fortunatissimi. Per Matteo Colombini cosa arriva? Eccolo qua, vediamo qual è il premio per te. Devono ancora, come si suol dire, abbinare il biglietto alla persona. Un altro aperitivo. Grazie. È andata bene fino a questo momento. Il primo che manca... Giovannini Jacopo. Oh, Jacopo Giovannini. Oh, e vediamo se c'è. Non c'è. Non c'è. È un premio andato in gloria. Ah, andiamo oltre, un altro bigliettino. Andiamo avanti. Vedete a non presenziare la premiazione? Nicolini Simona. Simona Nicolini. Del Non Chiavari. c'è. Ah, eccola là, sì, con la maglietta rosa. Incredibile. Quando è il momento di essere premiata per i premi, voglio vedere cosa si cucca la Simona. Simona. E non so cos'è. Ah, bene. Buono no? Amazon da 30 euro. Credevo fosse un'agendina, chiusa così sembrava un'agendina. Rimescola. Adesso sicuramente una donna, sicuramente una donna. Ok, vediamo. Non so quale. No. Capuzzo Emanuele. Ecco, te pareva. Dov'è? Ah, eccolo. Ah, ecco. Vieni Emanuele. Compagnia Rimira Lavagnese. Rapido, rapido. Eccolo lì. Giocatori imbolsiti, brutto segno per l'anno prossimo. Sono stanchi sti ragazzi. Eccolo. E allora, Carolina, anche per te, vedo arrivare lo scrignetto. Buono Amazon. Grazie a te. Pescata in superficie, vediamo. Canale Mario. Mario Canale per quanto riguarda la truppa di Lavagna. Mario c'è? No, è andato in gloria. non Mario. Un altro. Avanti, pesca. Ci sono anche quelli per le donne, però non so dove. Devoto Federico. Federico Devoto. Assente. Altro regalo. Un altro bigliettino. Questi assenti. È incredibile. Vado. In vacanza. È già partito. Si è perso l'aperitivo. Pronti? No, c'è. Leonardini Giada. Giada Leonardini, la timoniera del Rapallo. Giada. Arriva. Non la vedo. È andata via anche la Giada. Giada? Sta arrivando. È andata a mangiarsi gelato. È andata a mangiarsi gelato. Che si è squagliato.
E intanto giunge a noi. Sì, la timoniera della Lega Navale Italiana di Rapallo. Intanto che arriva io pescherei un altro. Sì, così intanto... Sì, vai, tranquilla, brava. Ok, si prepari. Si prepari. Ma la testa Angelica non c'è. Assente. Eccola, intanto è arrivata Giada. Premio Amazon. Vai, vai, vai. Un altro premio Amazon, grazie. Ciao, ciao. Diletta Maccà. Non c'è Diletta Non c'è, Maccà. Ah. Già. Andiamo oltre. Via. Ci sono anche i nostri nomi, Gianrico. Non credo, il mio no. Via Cava Matteo. Dov'è? Benissimo. Ha detto che paga la pizza, bravo. Bene, vieni. Forza, Ma Matteo. eccolo là. Bravo, vieni Matteo. Tanto pesca pure un altro bigliettino. Bene, incitamenti Momento. di cuore. Bisogna vedere cosa vince, calma. Allora, calmi, si prepari intanto. Bacigalupo Anita. Ah, Bene. vogatrice, circolo pescatori dilettanti rapallesi. Ecco Emanuele. Matteo. Beh, uno o l'altro, insomma. Pronti. L'importante è Eccoci Anita, qua. l'importante è Anita, Evviva, voilà. Anita. Allora, Allora, ecco che arrivano i due premi arriva per con tutte e voi. due. Il primo lui. Masculo, prima il masculo. È una bottiglietta di olio. No, una bottiglietta di olio degli olivicoltori sestesi. Ale, il fatto che è grande. Fate cambio? Piscine dei Castelli, lo fatto il accompagnate a festeggiare. Ha fatto cambio. Quante estrazioni abbiamo ancora? Andiamo avanti. Un po'? Allora, Sara Solari. Di nuovo Ok, circolo pesca un pescatori altro di tante- intanto così ne prepariamo No, ecco, due. il cambio di olio, l'ha fatto il cambio, non olio motore, olio da bere, perché avendo famiglia è ovvio che con quello che costa, poi olio di qualità. Lui lo sa. Ah, incredibile! Silenzio in regia. Lega Navale Italiana di Rapallo, lo dico subito che la pronuncia è quello che è. Riges Piloci! Eccolo là. Io ce l'ho Intanto- messa tutta per dire giusto il tuo cognome, eh. Abbiamo consegnato l'olio. Grazie a te. Ecco il cambio con Piloci. Vieni. Passiamo il bigliettino di là. Buono Amazon. Grazie. Facciamo il cambio, altro bigliettino passo dietro a Federica e poso il biglietto. E allora, Chiarelli Alice. Alice Chiarelli, timoniera. Cioè praticamente il circolo pescatori dilettanti rapallesi uomini, ma neanche. Le donne fanno veramente piazza pulita di premi. Meritamente. Ecco, Alice, E che? arriva il tuo premio. Il famoso sbandierato equipaggio B maschile. Buh! E Le abbiamo? donne, ecco. Piscine dei Castelli. Ale! Maccaferri Lisa. Lisa Maccaferri, Ale, un'altra! Quasi quasi metto il cartello CPDR. Salite su. No, buono Amazon. Buono Amazon a lei, caspita. Lei spende. Ci manca solo Valentina, poi siamo a posto, eh? Andiamo con Boggiano Diego. Sarebbe il timoniere di Lavagna? Non c'è. Un altro. È assente. Allora, proviamo. Un altro. Mazzerecu. Mazzerecu! Meriton o Meriton? Melidon Mazzerecu. Lega Navale Italiana di l'abbiamo? Rapallo. Eccola là. Sì, sì. Complimenti Mazzerecu. Eccoti, ciao. Anche a te. E anche per Amazon. te. Buono Amazon. Grazie. Prego. Ballotta Domenico. Sesto in Levante. La vincitore del palio. Domenico? Sì, sì, arriva lui. Intanto che arriva un altro. Perfetto, si prepari. Oh, va bene. Balistreri Michele.
Michel Balistreri, timoniere Sesti Levante. Ah, Michel. Michel Mabel. Ok. L'avete Allora, mandata per te? 500 volte Piscina durante dei le premiazioni? Ecco. Arriva Michel. Invidioso. È un buono Amazon per lei. Brava. Grazie avanti. Michel. Grazie Michel. Costa Sebastiano. Non c'è. Via. A casa. Foppiani Francesca. Circo pescatori dilettanti rapallesi. Non si emozioni. Per lei come minimo una bottiglia d'olio. No, casca male. Vediamo se è Piscina dei Castelli. Cosa vorresti? Ma con chi vuole? L'olio. Invece arriva... Vabbè, dai, va bene. Aperitivo. Aperitivo. Beh. Gianelli Cecilia. Cecilia Gianelli, Sesti Levante Lega Navale. Non c'è. Ah, Via. male. Ghigliotti Simona. Non c'è. Non c'è. Mannaggia. Via. Petraglia Alessandro. Petralia Alessandro. Non c'è. Assente. Sono a mangiare. No, sono in ferie, te lo dico io. Leggilo tu. Ah, ma è facile. L'NDBTQ, Lega Navale Italiana di Rapallo. Eccolo. Uè, 3 su 4, manca solo Eno, Eno è bucato proprio. È incredibile. Mi sa che è arrivato il quarto. Non c'è. Intanto per te un buono Grazie. Amazon. Ah, è uscito Felix Fischer, ma non c'è. Felix Fischer 9. Solari Gabriele. Gabriele Solari, Lega Navale Italiana di Chiavari. C'è. Pescane un altro intanto. È colui il quale, come timoniere, faceva andare il gozzo in legno da 22 palmi così. Allora, nel Poi ha messo frattempo Susanna. Si prepari Orsini Tommaso. Non ci sta. Non c'è. Allora, arriva il tuo premio. Cosa abbiamo? Aperitivo allo storico. Benissimo. Ciao. Ciao. Ballardini Francesco. Oh, Lega Navale Italiana Chiavari anche in questa botta. Ce qua. l'abbiamo? Sì. È uno dei veterani del team locale. Mi sa di no. Arriva l'olio. Ah. Esatto. Ti vedevi già ballare sul cubo, invece Questa no. sera con 2 Fai delle acciughe, bruschette. Prego, andiamo oltre. Floris Laura. Laura Floris, timoniera del San Michele di Pagana. Ce l'abbiamo, intanto pesca. Anche lei ormai è una vecchia, tra virgolette, del Palio Marinaro, abilissima. Roncisvalle Nicolò. Nicolò Roncisvalle c'era prima, c'è ancora, bene. C'è ancora? Bene. Dicevamo che Laura Floris è la tipica timoniera che quando i vogatori stanno un po'... la senti urlare dalla spiaggia, questo per dire come San Michele di solito o galoppa o scioppa. Grazie a Laura Floris, grazie. A Laura cosa diamo? Benissimo. Nicolò Roncisvalle che è arrivato di corsa e poi ha avuto un piccolo dolorino. Arriva il tuo premio. Stiamo cercando di coordinarci perché tu devi sapere che i musicisti sono tutti là schierati e vogliono fare le prove. E allora noi ci dobbiamo velocizzare. Grazie, Ok. complimenti. Finiamo con... Finiamo con l'ultimo? Non c'è? Sì. Allora peschiamo in contemporanea gli ultimi 3. Poi gli altri che rimangono, l'anno prossimo se avanza qualcosa. Prego, gli ultimi 3. Scalfi Valentina. Ah, l'avevo detto, mancava Valentina. Ti è? E CPDR uomini niente. Poi Forni Giorgio. Giorgio Poli.
Forni. Forni, scusa, il vecchio Forni. C'è. C'è, Forni, 2, l'ultimo. Il terzo? O la terza? Maddalo Elena. Elena Maddalo! Ok, 3 su 3. San Michele. Grazie, ciao. Allora, prego, congediamo già Miss Birindelli 2. Eccolo qua col tuo premio Amazon, niente. Susanna Nicolini, grazie Giorgio Forni, l'ultimo Amazon. È l'ultimo premio Amazon. Amazon per lì, te, anche Elena Maddalo, mostriamolo al pubblico, grazie. Grazie. Allora, siamo arrivati in fondo, dobbiamo stringere perché ovviamente tra poco ci sarà grande musica. Per tale motivo io mi devo congedare, ma non preoccupatevi, non rimarrete soli. 2 minuti per riassettare il palco e poi naturalmente rimarrà con voi Federica Ruggero, la quale ringrazio per avermi in maniera sapiente collaborato e coadiuvato. E naturalmente, siccome siamo ai saluti personali, prima che tutte le fanciulle vadano via, vorrei ricordare solo un pensiero. Noi siamo qui in ambito del porto di Chiavari e naturalmente abbiamo vissuto una giornata di tipica tradizione marinara. Orbene, voi direte, ma questo mare, quando tu sei davanti al mare, cosa pensi? Cosa guardi? A me viene naturale dire e pensare: il mare, ogni volta che guardo il mare, mi vien voglia di tacchinare, se io guardo il mare, un bacetto a me, un bacetto a te, che mi frega del mare. Buonasera a tutti da Giorgio Rico Semolino, appuntamento all'avventura. Ciao a tutti, Federica. Ci vediamo più tardi con i tuoi concerti, Marco Cabri e Antonella Ruggero. Grazie.